poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una grande voce del trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. Aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Poi venne uno dei 7 angeli, che avevano le 7 coppe piene degli ultimi 7 flagelli, e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la spose, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme, che scendeva dal cielo presso Dio con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. 3 porte erano ad oriente, 3 a settentrione, 3 a mezzogiorno e 3 a occidente. Le mura della città avevano 12 fondamenti, e su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. E la città era quadrata e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era di 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza erano uguali. Ne misurò anche le mura ed erano di 144 cubiti, a misura d'uomo adoperata dall'angelo. Le mura erano costruite con diaspro e la città era d'oro puro, simile a terzo cristallo. I fondamenti delle mura della città erano adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'8° di berillo, il 9° di topazio, il 10° di crisopazio, l'11° di giacinto, il 12° di ametista. Le 12 porte erano 12 perle e ciascuna era fatta di una perla sola. La piazza della città era d'oro puro, simile a cristallo trasparente. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, il Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che le illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno nella sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse, la notte non vi sarà più. E lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di impuro né chi commetta abominazione o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle 2 rive dei fiumi stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
Le strade sono odori di cristalli, lì tutto è vita, lì tutto è pace, morte e pianto, mai più tristezza e dolore. Tristezza e grida, mai più. Vedrò quel fiume che porta vita, chiaro come un cristallo. Vedrò lo sguardo del mio amato maestro. Non ci sarà più notte lì e non si avrà nessun clamore. Vedrò lo sguardo di Gesù, mi abbraccerò, il corpo suo non ci sarà più notte lì e non si avrà alcun amore. Vedrò lo sguardo di Gesù, mi abbraccerò, il corpo suo. Le nazioni cammineranno verso te e le porte giammai si chiuderanno. E di asmo e di oro puro, di diaspro e suo muro, oltre quel fiume azzurro, morti e pianto, tristezza e grida, mai più, morte e pianto, tristezza e grida, mai più, morte e pianto, tristezza e grida, mai più, morte e pianto, tristezza e grida, mai più, mai più, morte e pianto,
tristeza e grida, mai più, mai più. Fai un applauso al nostro Signore Gesù. Amém. Questa sera noi chiederemo, io voglio invitarti ad alzare in piedi in questo momento per cantare questa canzone insieme a noi che dichiara che il cielo si apre in questo luogo. Amém. Noi sappiamo che noi andremo a abitare in cielo, ma noi vogliamo sentire qualcosa del cielo questa sera in questo luogo. Amém. Ti invito a cantare insieme a noi, adorare e chiedere al Signore, apri i cieli su noi, Signore. Sei come un vento che soffia, la tua presenza è qui. Apri i cieli su noi, desideriamo di più. Sei come un vento che soffia, la tua presenza è qui. Nel buio più profondo tu sarai la luce. Salverai.
apri i cieli, solo le voci. Apri i cieli su noi, desideriamo di più. Sei come un vento che soffia, la tua presenza è qui. Tutti insieme, apri i cieli. Apri i cieli su noi, desideriamo di più. Sei come un vento che soffia, la tua presenza è qui.
dias aguardado, Ele vem me buscar. Oh, aleluia! Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem, então levante as suas mãos e adore, porque Ele vem buscar a sua igreja. Pace a tutti, vi invito a alzarvi in piedi perché ho sentito questa canzone poco tempo fa e era bellissima e pensavo di cantare oggi in chiesa e per questo vi invito a cantare insieme a voi. Canterò una volta e nella seconda volta sono sicura che imparerete così velocemente. Amen? bocas confessam, reis se ajoelham, o céu festeja, paz na terra a todos os homens, glórias a Deus nas maiores alturas, joelhos se dobram,
lua, con le nuvole e il sole. Azzurro. Azzurro. Infinito. Grande, ha le nuvole, ha un colore vivace, ha un bel colore. Umas bolas gigantes, tipo uma bola gigante, tipo uma árvore. O céu, as ruas são de ouro, tem vários passarinhos que voam no céu, não tem tristeza e todo mundo é feliz. E penso che ci sono tipo delle scale e poi una casa. Se sono di oro, le pareti di oro e le finestre di vetro speciale tipo e le tette di cristallo. Ma certi tipo di pareti di cristallo, però sempre le finestre di vetro speciale. Nuvole. È un regno celeste spirituale che ha una fede, che ha molta fede e ha una pace interna. Secondo me ci sono tante nuvole e bella. Ok. Deus e Jesus. Gesù. Dio. E pure gli angeli. Signori. Ok. Oh. Oh. Italia. Italia, mamma. Gesù, Dio, gli arcangeli, gli angeli. Gesù e molte persone. Deus e as pessoas que ficaram lá. Gesù e Dio. Orar. Orar para comer, orar para dormir. Rispettare i genitori e non fare nessun peccato. Tem que obedecer os mais velhos e obedecer o Papai do Céu. Va di bello fare una preghiera, è una cosa brutta non ascoltare la mamma e il papà. Al bravo, in terra. Não mentir, não roubar e desobediência. Se comportar bem. Fare parte, amicizia, dire grazie, dire scusa,
dire per favore, non dobbiamo fare litigare, dire di no alla mamma, non dare pugni, non dire parole alte, fine. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois o céu é um lindo lugar. Eu quero ir lá. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois o céu é um lindo lugar. Eu quero ir lá. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois o céu é um lindo lugar. Eu quero ir lá. Céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus, vou avistar, pois o céu é um lindo lugar. Eu quero ir lá. Facciamo un altro applauso ai nostri bambini. Pace a tutti, benvenuti alla nostra cantata, ormai manca poco perché si concluda, io spero che tutti quanti noi stiamo riuscendo a sentire un po' la presenza di Dio, ci stiamo anche rallegrando insieme, adesso hanno fatto questo video con risposte veramente spettacolari, è stato un piacere guardarlo, montarlo, avere a che fare con le risposte dei bambini che sono tanto innocenti quanto sincere però, no? E è vero, noi abbiamo sentito parlare questi bambini che ci parlavano del cielo e non riuscivano forse a spiegarci così bene, no? Come è fatto il cielo. Ma quanti di noi saprebbero spiegare veramente com'è il cielo? Oggi noi siamo qua a festeggiare insieme il Natale, sì,
anche se è stato ieri, noi ci troviamo oggi per festeggiare questa data, che sicuramente è una data da ricordare, no? Anche se sappiamo che Gesù non è nato il 25 dicembre, è più probabile che sia nato in marzo, ci dicono i teologi, gli storici. Ma a prescindere da questo è bello ricordare il giorno in cui Gesù è venuto al mondo, no? In cui Dio è deciso di farsi uomo e di vivere come noi per salvare la nostra vita. Penso che sia qualcosa di importante ricordare, celebrare questo giorno almeno una volta all'anno, e se lo si fa nel Natale, ben venga, festeggiamo il Natale. Ma oggi noi siamo qua non solo per festeggiare il Natale, perché noi siamo un po' strani, no? Tutte le volte a Natale noi celebriamo il cielo, noi celebriamo il paradiso, noi celebriamo la nostra vita futura. L'anno scorso, se vi ricordate, avevamo parlato del leone, della tribù di Giuda che veniva a ruggire per noi, no? Quest'anno parliamo direttamente del cielo. Ma che cos'è veramente il cielo? Io voglio leggere insieme a voi un versetto che si trova nel libro del profeta Michea, il capitolo 5, versetto 1. Ma da te, o Betlemme Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Amen. Facciamo una piccola preghiera, vi prometto che vi rubo 5-10 minuti al massimo, ma che oggi riusciamo un po' di più a capire che cosa ci aspetta. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, ascolteremo qualcosa che crediamo, Signore, possa venire da te, possa riempire i nostri cuori, possa darci più convinzione, possa venire a risvegliare i nostri spiriti, che, Signore, questo giorno in cui celebriamo il Natale possa essere un giorno in cui pensiamo veramente a perché tu ti sei fatto uomo e sei venuto in mezzo a noi, per darci un avvenire, un futuro, per darci una speranza, per darci anche qualcosa di più, per darci la vita eterna. Amen. Amen. Allora, come è fatto il cielo? Abbiamo sentito dire che qualcuno ha detto che ci sono delle finestre speciali in questo cielo. I muri possono cambiare, ma le finestre devono essere speciali. Poi comunque è stata una risposta in cui tutti si sono messi a pensare, è stato un po' difficile capire come rispondere a questa domanda, effettivamente non è facile. Se io chiedessi ad ognuno di voi più grandi, che magari avete studiato anche la Bibbia, magari avete letto anche libri che hanno a che fare con l'Apocalisse, l'escatologia, ciò che verrà, la Nuova Gerusalemme, per tutti quanti noi penso che sarebbe difficile descrivere il cielo. Sì, la Bibbia ci dà delle indicazioni, ci dice che ci saranno queste strade oro, ha letto prima la Sonia che ci saranno un sacco di cose brillanti, tante pietre preziose, strati e strati e strati di pietre preziose, porte, ad ogni porta ci sarà un angelo, ma gli uomini sono fatti così, finché non vedono una cosa non riescono a capire veramente com'è quella cosa, non riescono a conoscere veramente quella cosa. Si sa che ci sarà tanta adorazione in cielo, no? Si adorerà tantissimo, adesso già c'è pieno di angeli che stanno adorando, ci sono i 24 anziani, le 4 creature, ci sono tante, non so se dire persone, ma tante entità che stanno adorando già in cielo, e anche noi quando andremo lì adoreremo. E so che può spaventare coloro a cui non piace cantare, ma penso che quando saremo in cielo adoreremo con gioia, e forse non sarà solo cantare, forse ci sarà anche dell'altro. In ogni caso noi saremo gioiosi di adorare, saremo felici, sarà un piacere per noi adorare quando saremo in cielo. Ma nonostante questo, nonostante ci venga spiegato nella Bibbia qualcosa, ci diano delle indicazioni, noi, se dovessimo descrivere oggi il paradiso a qualcuno, se dovessimo descrivere la nostra casa futura a qualcuno, io non saprei bene come farlo. Non so voi, ma penso che ognuno si trovi un po' nella mia situazione, no? Penso che per tutti quanti è difficile descrivere il cielo. Voglio ritornare un attimo a questo versetto che abbiamo letto di Michea. Puoi rimetterli qua per piacere? Allora, voi non lo sapete, ma ci sono
4 persone qua che in questo mese dovrebbero aver studiato molto bene questo versetto. E sono queste 4 persone qua davanti, quelle che avete già visto passare prima sul video, che hanno già cantato per noi, perché in questo mese abbiamo fatto un calendario dell'Avvento e ogni giorno in questo calendario dell'Avvento i bambini, oltre a un cioccolatino, una caramella, avevano un compito da fare durante la giornata. Il compito poteva essere pregare con i genitori, aiutare qualcuno, cantare una canzone per Gesù, leggere un passo della Bibbia. Ma c'è stato un giorno, se vi ricordate, cari voi bambini, che c'era da cercare di capire o chiedere a qualcuno di aiutarvi a capire che cosa volesse dire questo testo della Bibbia che c'è scritto qua dietro di me. Vi ricordate? Sì, Cristiano, ti ricordi? Ma tu hai fatto questo compito, hai chiesto a qualcuno che cosa voleva dire? Bravissimo! Tu ti ricordi, Liam? E che cosa vuol dire allora questo testo della Bibbia? Vediamo se riuscite a dircelo voi. Di chi sta parlando questa persona? Secondo voi? Ce la facciamo? Non è facile, eh? Chiedo a chiunque qua non se mi sa rispondere. Forse voi lo sapete perché avete studiato questo mese qua, se no è molto difficile da capire chi è. Ma vi do un aiuto, ok? Questa persona che ha scritto questa frase sta parlando di Gesù, e sta parlando proprio di quando Gesù è nato. Infatti c'è scritto che da Betlemme sarebbe nato, e Gesù è nato proprio a Betlemme. Lo sapevi, vero? Che hai fatto così. Un altro indizio che abbiamo, che ci fa capire che parla di Gesù, è che sta parlando di un dominatore, di un re, di qualcuno che regnerà. No? E quindi sappiamo che è di Betlemme, sappiamo che è un re, e sono 2 indizi che ci fanno capire che sta parlando di Gesù. Ma forse l'indizio che più di tutto ci fa capire che questo profeta Michea sta parlando di Gesù non è tanto il fatto di sapere che è nato a Betlemme, non è tanto il fatto di sapere che sarà un dominatore, perché ci sono stati tanti dominatori, sicuramente tante persone sono nate a Betlemme, ma le origini di questo dominatore sono le cose che più di tutto ci devono fare capire che sta parlando di Gesù. E dice: le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Per me questa profezia di Michea è qualcosa di incredibile, perché Michea è nato nel 700 a.C., vuol dire che ha vissuto 700 anni prima di Gesù e ha fatto questa profezia sulla nascita di Gesù, dicendoci dove sarebbe nato, cosa avrebbe fatto. Poi se leggete tutto il capitolo è molto più particolare, anche se leggete il capitolo prima è molto 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 bello la spiegazione che dà su Gesù, ma questo versetto ci basta per oggi. Questo profeta sta parlando di Gesù, e l'indizio più grande che noi possiamo avere sono le origini di Gesù, colui che viene dai giorni antichi ai giorni eterni. Questo indizio di Gesù che parla di Gesù ci fa capire che Gesù, questo dominatore che verrà, che è nato a Betlemme, c'era in principio, e noi sappiamo che in principio c'era la parola, che è Gesù, e ci sarà fino ai giorni eterni. E allora forse è vero, capire com'è il cielo, descrivere ciò che faremo è molto difficile, è impensabile, è incomprensibile finché non lo vivremo. Ma abbiamo una particolarità del cielo che sappiamo: l'eternità. L'eternità. Perché se Gesù vivrà per l'eternità e vivrà in cielo, anche noi vivremo in cielo per l'eternità. Il cielo è eterno, non solo infinito nello spazio come è stato detto dai bambini, ma eterno nel tempo. E ciò che noi viviamo qua sulla terra è solo qualcosa di piccolo, è solo qualcosa di passeggero, è solo qualcosa di momentaneo.
Forse noi ci alziamo la mattina pensando ai problemi che abbiamo avuto ieri, ai problemi che avremo oggi. Forse ci alziamo la mattina un po' tristi, o durante la giornata succedono cose che ci rattristano. Ma ciò che possiamo con certezza sapere è che ciò che stiamo vivendo qua è qualcosa di breve. Ma ciò che ci aspetta, il cielo, è eterno. È per sempre, è per sempre. Oggi ho avuto una notizia tristissima, perché è morta una persona, la mamma di una bambina a cui ero insegnante l'anno scorso. E questa bambina un anno fa ha perso il fratello più piccolo di 8 anni. Lei è una bambina di 10 anni. Ha perso il fratello più piccolo di 8 anni e ieri è morta anche sua mamma. È stata una notizia molto molto triste, no? E sicuramente non possiamo essere allegri davanti a una notizia simile, pur pensando che c'è un'eternità davanti a noi. Eppure noi possiamo avere la certezza che un giorno tutti noi saremo di nuovo insieme per l'eternità. Tutto ciò che viviamo qua, per quanto possa essere triste, per quanto possa essere un'afflizione per le nostre vite, non è comparabile con la gioia che vivremo per l'eternità. Prima è stato detto qua che non ci sarà più pianto, non ci sarà più tristezza, ci sarà solo gioia, ci sarà solo luce. E sapete, tante volte si dice la nostra unica speranza è il paradiso, la nostra unica speranza è il cielo, no? Il cielo non può e non deve essere la nostra unica speranza. Non può e non deve essere la nostra unica speranza. Se noi siamo cristiani, il cielo non può essere la nostra speranza. Il cielo deve essere la nostra certezza. E speranza è diverso da certezza. Tanto che in Ebrei 11 al versetto 1 lo scrittore di Ebrei scrive: la fede è certezza di cose che si sperano. Certezza di cose che si sperano. Il cielo non può essere una nostra speranza, no, il cielo deve essere la nostra certezza. Il cielo deve essere la nostra gioia, l'eternità che ci aspetta lassù deve essere qualcosa che riempie i nostri cuori. E quello che oggi voglio trasmettervi non è qualcosa di nuovo che non avete mai sentito, ma è che il cielo è eterno e questa eternità deve riempirci di gioia fin da ora. Questa eternità deve riempire i nostri cuori fin da ora, perché se ci mettiamo a pensare a tutte le cose brutte che ci succedono tutti i giorni, forse ci buttiamo giù, ma quando noi pensiamo e capiamo che tutte queste cose brutte sono solo una cosa piccola e passeggera davanti all'eternità che ci aspetta, allora noi dobbiamo prendere con certezza questa eternità. Dobbiamo essere come Paolo quando disse: io so in chi ho creduto, io ho certezza in chi ho creduto e sono sicuro che può mantenere per me quel posto in cielo fino alla fine. Abbiamo certezza dell'eternità, viviamo con la certezza del cielo, non con la speranza. Capiamo che cos'è questa certezza, riempiamo il nostro cuore di questa certezza, riempiamo i nostri cuori con l'eternità che noi andremo a vivere. Sarà un'eternità in cui staremo con i nostri cari, in cui staremo con i nostri amici, in cui saremo gioiosi, in cui abiteremo vicini al nostro Dio e la sua luce ci illuminerà tutti i giorni, ci riempirà tutti i giorni. Viviamo sapendo, avendo la certezza che questa eternità possa riempire i nostri cuori fin da ora, perché la vivremo con Gesù. Amen. Poi chiediti di alzarti in piedi. Vi avevo promesso che non vi avrei rubato molto tempo e vi avevo detto che non voglio darvi nessuna nuova rivelazione, niente che non avevi mai sentito, ma io veramente desidero questa sera, ho il desiderio, penso che anche Dio abbia il desiderio che ognuno di noi possa uscire di qua con questa certezza dentro il nostro cuore, non con la speranza di ciò che forse potremmo vivere. Il cielo non è un forse per noi, il cielo non è un forse.
E anche se tu oggi non sai come descriverlo, anche se non sei sicuro di ciò che farai in cielo, di ciò che faremo, anche se non sai come sarà la nostra casa in cielo, se sarà d'oro, se sarà di cristallo, se sarà con vetri speciali, se non ci sarà una casa, anche se non hai questa certezza, hai la certezza che il cielo sarà eterno e sarà un'eternità piena di gioia. Che questa gioia possa riempire oggi i tuoi momenti tristi, che questa gioia possa riempire oggi i tuoi momenti di afflizione, che questa gioia possa riempire ogni situazione incomoda o sgradevole che stai passando, che nel tuo cuore il tuo primo pensiero sia la gioia dell'eternità. Quando Gesù ha dato potere ai discepoli di andare a scacciare i demoni, e questi sono andati e hanno fatto meraviglie, hanno scacciato demoni, quando sono tornati da Gesù gioiosi dicendo: io ho scacciato questo demone, io ho scacciato questo, io ho scacciato quello, Gesù gli ha risposto: non rallegratevi per questo, rallegratevi piuttosto perché il vostro nome è già scritto nei cieli. Che questa possa essere la nostra gioia, che questa possa essere la nostra allegria. Il nostro nome è scritto nel cielo, il nostro nome è scritto per l'eternità. Amen. In questo momento, prima di pregare, volevo chiedere se può essere portato qua la scatola delle decime delle offerte. Tu che hai la possibilità oggi di dare la tua decima, la tua offerta, tu che hai in cuore di dare la tua decima, la tua offerta, hai la libertà in questo momento di venire a offertare alla casa del Signore. Prima di questo volevo anche salutare Gioele, amico di Sonia, che è venuto qua a visitarci questa sera. Cosa può dire la Chiesa? Sei benvenuto in nome di Gesù. Amen. Preghiamo insieme allora per consacrare le nostre decime, le nostre offerte. Preghiamo perché questa parola possa riempire il nostro cuore, che la certezza dell'eternità possa riempire il nostro cuore. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo chiederti, Signore, di benedire le nostre decime, le nostre offerte, tutto ciò che oggi sarà portato alla tua casa. Padre, io ti chiedo che possa essere usato al meglio, come sempre, per la tua opera, Dio. Vieni, Signore, incontro ad ogni necessità della tua Chiesa, Signore. Vieni, Signore, incontro ad ogni problematica che questa Chiesa passa, Signore, sotto l'aspetto finanziario. Io ti chiedo questo nel nome di Gesù, ma ti chiedo anche e soprattutto di benedire ogni famiglia, Signore, che è qua con noi questa sera. Io ti chiedo, Padre, di mettere la tua mano su ogni casa, anche di coloro che non sono presenti, portando la tua luce, portando la tua prosperità, Signore, portando il tuo amore, la tua unione, portando la tua eternità, Signore. Io ti chiedo, Dio, che ognuno di noi possa avere questa eternità dentro al proprio cuore, possa avere la certezza di una vita insieme a te. Ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen.
Vieni, versa il tuo spirito, chi sia oggi, chi sia adesso. Vieni, versa il tuo spirito, chi sia oggi, chi sia adesso. Vieni, versa il tuo spirito, chi sia adesso. Vieni, versa il tuo spirito, chi sia oggi, chi sia adesso. Vieni, versa il tuo spirito, chi sia oggi, chi sia adesso. Vieni, versa il tuo spirito, chi sia oggi, chi sia adesso. Vieni, versa il tuo spirito. La terra chiama, oh, la terra chiama, chiama, chiama. Vieni, vogliamo vedere
noi possiamo desiderare il cielo, noi possiamo volere il cielo, che il nostro cuore possa bruciare per il cielo. Ogni credente deve capire questo, il tuo cuore, il mio cuore deve bruciare per il cielo. Questo è un tema che penso che dobbiamo parlare sempre, il cielo. Il cielo, il cielo, il cielo. Non dimenticarti che il cielo ti aspetta e per andare in cielo noi dobbiamo essere bravi, come hai detto ai bambini, meritevoli e desiderare il cielo. Che noi possiamo avere sentito un po' del cielo qua e che questa parola possa accompagnarci durante quest'anno che si inizierà. Io voglio abitare in cielo, io sono fatta per il cielo, io sono fatta per l'eternità. Ma io voglio che tu metta la mano nel tuo cuore, metti la tua mano nel cuore questa sera e prega. Prega se tu non hai la certezza di abitare in cielo, prega se tu in questo momento hai dei dubbi nel tuo cuore, Signore, io voglio uscire di questo luogo con la certezza, Signore, che io abiterò in cielo. Preghiamo. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi siamo fatti, Signore, per il cielo. Noi sappiamo che il Signore è venuto in questa terra perché ci vuole portare a abitare con te. Tu sei fatto carne e hai abitato entre noi, abitato tra di noi e è morto per noi perché noi potessimo avere il diritto di abitare con te in cielo. Padre, che ognuno di noi possa avere questa certezza nel cuore, questo desiderio, qualcosa che brucia dentro di noi, che dici, tu ci sarai quel giorno, tu andrai a abitare in cielo, in quel luogo eterno che Gesù ha preparato per te, tu ci sarai, che noi possiamo avere questa certezza nel nostro cuore. Che il sacrificio di Gesù che è stato per ognuno di noi non venga a essere messo da parte nella nostra vita, ma che sia qualcosa che brucia dentro noi, che dici, lui ha fatto per te Andrea, lui ha fatto per te Andrea, lui ha fatto per ognuno di noi, perché lui vuole che noi ci saremo con lui lì. E noi vogliamo avere questa certezza, Padre. Quindi, Signore, se qualsiasi persona che è in questo luogo questa sera, Padre, non ha questa certezza nel cuore, Padre, che possa uscire da qua oggi avendo questa certezza, Signore, che possa uscire da qua, Signore, avendo, Signore, il desiderio, Signore, la voglia, Signore, più grande della sua vita, che è stare con te per l'eternità e oltre l'eternità, per l'eternità, Signore. Questo è il nostro, Signore, desiderio, Signore. Questa è la nostra certezza questa sera, Padre. Noi andremo a abitare in cielo con te, Signore. Noi andremo a abitare in eternità con te, Signore. Grazie, Signore, per questo momento. Grazie per questa certezza. Grazie perché sei venuto in questa terra per morire, per darci questo privilegio, per darci questa certezza, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore, per ogni persona che è qui, Signore. Signore, facci con che noi possiamo rallegarci, Signore,
per questo momento, Signore, e portaci ognuno di noi, Signore, alla nostra casa, Signore, in questo momento, Signore, libera di ogni cosa, Signore, che il nemico cercherà di mettere davanti a noi, Signore, ma Signore, nel tuo nome, Signore, protetti dal tuo sangue, Padre. Benedici ogni famiglia qua, Signore, benedici ogni famiglia che è a casa, che non è potuto venire, Signore. Signore, raggiungi queste persone che guarderanno queste live, Signore, Padre, in nome di Gesù, Signore, che questo culto venga a segnare i nostri cuori, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Tu puoi fare un applauso al Signore? Amen. 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 Glória a Dio. Adesso tra un po' sarà servita qualcosa di caldo. Voi tutti siete invitati a mangiare con noi, stare un po' in comunione. Amen.